Rosso. In corsia 1 parte Alessandro Coan, Nottoli Nuoto 74. In corsia 2 Marco Maset, Gymnasium Pordenone. Corsia 3 Raffaele Ferracin, Antares Nuoto. Corsia 4 Albert Gabriel Coiano, Centro Nuoto Le Bandiere. Corsia 5 Nicolò Rosso, Team Veneto. Corsia 6 parte Niccolò Gallina, Zeoslab Montebelluna. Corsia 7 Lapo Tinti, SC Nuoto. E alla 8 per Città Sport Vicenza Tazio Bonelli Fuchs. In acqua con questa finale riservata alla categoria ragazzi maschi primo anno. Vediamo subito la situazione al primo rilevamento cronometrico, ovvero ai 50 metri. Albert Gabriel Coiano, 32,18, è lui che questa mattina ha ottenuto il miglior tempo guadagnandosi la corsia centrale, 2,17,26 ha nuotato nelle batterie. 32,18 appunto il passaggio dopo le prime due vasche, a 5 centesimi soltanto Raffaele Ferracin in corsia numero 3. Vediamo come si sviluppa questo secondo tratto di 50 metri, atleti che si apprestano a toccare per la quarta volta la parete, seconda da questo lato 1,06,83 ai 100 metri. 34,65 il suo secondo tratto con Nicolò Rosso che si avvicina nuotando 33,86. Nicolò Rosso che sembra essere passato in vantaggio proprio alla virata dei 125 e allunga ed incrementa ulteriormente in questa sesta vasca, dunque portacolori del team Veneto a prendere la leadership, 34,26 contro il 35,48 di Coiano che ora dovrà difendere la terza posizione, o meglio la seconda posizione occupata da lui al momento. In lotta per la terza invece Gallina in corsia numero 6 e Ferracin in corsia numero 3. Sarà sprint finale appunto per il bronzo. Là davanti invece va a prendersi la vittoria Nicolò Rosso, team Veneto, 2,14,37. Albert Gabriel Coiano 2,17,55 e vince lo sprint per la terza piazza Nicolò Gallina che chiude con l'ufficioso di 2,18,95.